E tocca adesso, come sempre a quest'ora della domenica, al professor Amedeo Colella salire in cattedra. Sono curioso di scoprire insieme a voi su quali aspetti della cultura, del modo di parlare e di vivere partenopei egli si soffermerà in questa puntata. Napoli è la città dove è nato l'alimento più mangiato al mondo, la pizza, ma a Napoli è nato anche il formato di pizza, la tipologia di pizza che è considerata la pizza standard, quella che scegli se non scegli, cioè la pizza margherita. Ora, questo nome è curioso, deriva per caso dal fiore? C'ha i petali, mama non mama come la margherita, oppure la storia è un po' diversa? Ve la spiego io. Il nome della pizza margherita si lega, ahimè, a una regina Savoia, la regina Margherita di Savoia, che nel 1889 era appunto in visita a Napoli. Perché era a Napoli? Perché a Napoli in quegli anni prende l'avvio l'operazione pel risanamento di Napoli, ovvero lo sventramento del centro antico a scopi anche sanitari, di sanificazione, che porta alla creazione del Corso Umberto I, il Rettifilo, via Duomo, via De Pretis, insomma nasce la nuova città, nascono i palazzi del risanamento. Umberto I, re d'Italia, arriva a Napoli con sua moglie Margherita e con suo figlio Vittorio Emanuele, principe di Napoli. A Umberto verrà dedicata la galleria Umberto I, al principe di Napoli l'altra galleria Ferro e Vetro che è al museo archeologico, insomma fanno tutto in famiglia. I Savoia risiedevano alla Reggia di Capodimonte, allora pare che la nostra regina Margherita dica: vorrei assaggiare sta famosa pizza napoletana. Allora venne chiamato un famoso pizzaiolo napoletano, Raffaele Esposito, che aveva pizzeria qui a Via Chiaia, a Sant'Anna di Palazzo, la pizzeria Pietro e Basta Così, dove oggi c'è l'attuale pizzeria Brandi. Il nostro Raffaele Esposito parte per Capodimonte e sembra che porti alla regina 3 pizze. La prima era, oggi viene chiamata alla Mastunicola, cioè era sugna e pecorino. La seconda era con i cecenielli, con i bianchetti, quindi con degli elementi di mare. E la terza, in omaggio alla regina Margherita, anche per fare una forma di captatio, benevolenza verso la regina, riportava i 3 colori della bandiera italiana: il bianco della mozzarella, il verde del basilico e il rosso del pomodoro. La regina, dice la leggenda, sembrò gradire principalmente quest'ultima pizza e allora Raffaele Esposito disse: vabbè, da oggi in poi la pizza a 3 colori della bandiera italiana verrà chiamata pizza margherita. Secondo molti studiosi però la storia di Raffaele Esposito è un po' una storia ammantata di leggenda. Beh, effettivamente se partono da qui le pizze, cosa dovette arrivare a Capodimonte? Una taccola fredda e tosta. Forse le pizze furono realizzate direttamente lì, al casamento Torre. Beh, insomma le ipotesi sono tante. Quello che è sicuro è che qui, in questo luogo, in questa città, è nata la pizza e soprattutto è nato il formato di pizza più famoso al mondo, la pizza margherita. Certo, a me avrebbe fatto più piacere avere un nome un po' più napoletano, che ne so, Dunette, Cunciottina, Carmelina. A me sta regina Margherita mi stanno poco antipatiche, però dobbiamo comunque ringraziarla almeno per questo. Affabile, professor Colella, colpisce ancora, mi associo. Meglio che la pizza margherita sarebbe stato chiamarla pizza concettina. Io credo che nulla di meglio sarebbe stato possibile realizzare. Vi lascio alla programmazione cinematografica del pomeriggio di Canale 20.